Buonasera a tutti, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia, in compagnia delle Sibille. Io sono Ildegarda, per quanti ancora non mi conoscessero, questo è il mio canale YouTube, è un canale dedicato all'esoterismo, alla radiestesia, alla radionica, agli insegnamenti cabalistici, qualche riflessione e qualche trasmissione appunto di ritualistica magica, astrologia antica, insomma. Se siete interessati a questi argomenti troverete sicuramente delle riflessioni o delle cose interessanti cercando qua e là nella playlist che ho organizzato appunto in base ai contenuti sul mio canale. Bene, detto questo, oggi è lunedì 3 maggio, dunque il primo appuntamento di questo mese, dunque cominciamo. Che dire, vi ricordo come porre la vostra domanda, rispondo in ordine di arrivo, dunque ovviamente chi tardi arriva male alloggia, dunque arrivate presto perché giustamente una mezz'oretta dura la diretta e dunque cerco di accontentare più persone possibili, ma ovviamente essere tempestivi è una cosa che vi avvantaggia. Ricordo anche che se avete recentemente ricevuto risposta, di lasciare spazio anche alle persone nuove del canale o che ancora non hanno avuto la loro opportunità. Bene, detto questo, vi ricordo che il Marietto Veneziano ed io, tra l'altro se ancora non conoscete il Marietto Veneziano, cercate il suo canale YouTube, che si chiama proprio Marietto Veneziano, anche lui, come me, affronta argomenti di esoterismo, dunque sicuramente vi potrà interessare anche i suoi contenuti, quello che lui ha da raccontare. Dunque, insieme a lui, tra l'altro, gestiamo alcuni gruppi Facebook, collaboriamo ormai da svariato tempo, dunque cercate anche lui e saremo in diretta insieme mercoledì alle 21 sul suo canale YouTube. Dunque, lo dico perché, oltre a consigliarvi di andare a controllare un pochettino i contenuti anche del Marietto Veneziano, se non riuscissi a rispondervi questa sera avrete sicuramente un'altra opportunità nel canale YouTube del Marietto Veneziano alle 21 mercoledì sera. Fermo restando che alle 21:30 venerdì io sarò nuovamente con voi. Bene, detto questo, ricordo come porre la domanda. Mi raccomando, ci deve essere tutto quello che chiedo, altrimenti io passo oltre. Dovete scrivermi il vostro nome, la vostra data di nascita, dovete mettermi una domanda posta in modo chiaro, dunque niente doppie opzioni, niente cose troppo aleatorie, domande generiche, nulla. Mi raccomando, nome, data di nascita, domanda posta e formulata in modo chiaro. Se mi chiedete di controllare, per esempio, su un'altra persona o com'è l'andamento di una relazione con Tizio Caio, mettetemi il nome di Tizio Caio e la sua data di nascita. Non mi servono i cognomi, non in questa sede. Ok, bene, penso di aver detto tutto. Vi ricordo ancora, prima di cominciare con i saluti delle persone degli amici che sono qui sul canale, vi ricordo che online trovate anche il sito ilcapitano.altervista.org, che è il sito che anni fa ha messo appunto a disposizione il Marietto Veneziano. È un sito che inizialmente divulgava contenuti di radionica, contenuti gratuiti, dunque per gli interessati, gli amanti di questa disciplina, di questa materia, sicuramente il sito sarà di grande interesse perché potrete trovare appunto molte dispense che raccolgono circuiti con alcune spiegazioni di utilizzo. Dunque, se vi piace andate, sicuramente troverete delle cose. La radionica era appannaggio di pochi ed era decisamente costosa. Nel sito comunque trovate anche altre cose sempre interessanti nelle varie sezioni, potreste per esempio trovare anche dispense che parlano della lettura della mano oppure dispense di esoterismo in altre sezioni, dunque giratelo tutto e
e servitevi. Tra l'altro c'è poi la sezione shop dove troverete servizi a pagamento del marietto e della sottoscritta. Ricordo infatti che siamo disponibili per consulti privati a pagamento, il tempo e la durata di un consulto è di 45 minuti, la tariffa del consulto è 20 euro. Lavoriamo su prenotazione, dunque in prima battuta c'è si fissa l'appuntamento. Ecco. Bene, del resto direi cominciare. Buonasera Marietto, buonasera Cristina, buonasera Claudia, buonasera Lara, buonasera Chiara. Mm? Buonasera, dicevo perché ho salutato lì, ma è lì il Marietto. Allora, buonasera Chiara, buonasera Elisa, buonasera Pierluca, buonasera Sofia, buonasera Pupa, buonasera Fabiana, buonasera Nella, buonasera Stella, buonasera Dora, Rita, buonasera Antonio. Bene, per ora ci sono i saluti di queste persone, grazie per essere qui con me questa sera. Vediamo allora di procedere con la prima domanda. Vedo alcuni messaggi ritirati, probabilmente mentre spiegavo come formulare la domanda, magari si sono accorti che mancava qualche requisito. Allora, cominciamo con Fabiana, a questo punto è la prima domanda in ordine. Allora, ciao, sono Fabiana, 20 novembre 2001, vorrei sapere se Carlo, 15 novembre 99, mi contatterà. Ok, Fabiana, vediamo se Carlo ti contatterà. «20 novembre 2001 e Carlo 15 novembre 99». Beh, il taglio è piuttosto interessante, è un taglio vincente. Vediamo se mantiene queste ottime aspettative anche la stesa. Allora, non so se si vede tutto, direi che adesso è inquadrato bene. Benissimo, cominciamo dalla linea del passato. È un qualcosina, un interesse che era cominciato già nel passato, si è trasformato. È possibile che questo cambiamento che tu hai percepito ti abbia lasciato un po' così in pensiero. Comunque, casa, artista, insomma, diciamo che lui può essere abbastanza interessato all'argomento, però o essere stato abbastanza interessato all'argomento, ma da una parte la casa parla di questa intimità che si va creando, dall'altra l'artista di un certo distacco. Dunque lui magari ha fatto finta di non essere particolarmente interessato, il suo interesse in realtà era molto centrato sul sé. Vediamo un po' come sviluppa il presente invece, perché sembra proprio, vedi che da quello che sembra, a meno che tu non abbia già un fidanzato, è questo che io vedo, o insomma, sì, un fidanzato, è questo che io vedo sia lui che si dà tutto questo gran da fare, allora direi proprio che hai una risposta positiva e che dunque molto presto comincerete a contattarvi e forse ti invita proprio ad un incontro, ad un'uscita insieme. Vedo anche la possibilità che la cosa comunque cresca un altro po', c'è proprio la stanza che è una carta di incontri, di maggiore intimità, di più vicinanza, però allora c'è la figura di un'altra ragazza, dunque qui è un po' da capire, non conosco nulla della tua situazione, è possibile che comunque o nel prossimo futuro girerà qualcuno intorno a lui, oppure è possibile che questa persona ci sia già, o insomma c'è qualcosina qua. Non compare come un'intrusa però, dunque o esiste già e tu lo scopri dopo, oppure ci sarà, magari ti porta a casa, e questa è la figura della madre, ti fa conoscere casa. Allora,
Diciamo che sembra comunque esserci uno sviluppo abbastanza interessante, che si va però ad arenare un pochino poi in futuro. Dunque, in ogni caso hai il contatto da lui, ma molto presto anche, però considera che a un certo punto potrebbe qualcosa un pochettino fermarsi, o per via di altri rivali, altre persone, altre figure, oppure comunque esserci una discussione, un qualcosa che, bloccherà per questioni di orgoglio. Dunque questo è un po', vedrai tu cosa succederà. Comunque non essere rassegnata perché effettivamente c'è qualche bella sorpresa in arrivo, anche se vedi che c'è un po' di confusione. Dunque so che ti pesa molto questa attesa, perché sogni parecchio come possa svilupparsi la situazione con lui, però non qualcosa comunque vedi, o ci saranno pettegolezzi o delle situazioni poco chiare che creeranno confusione. Vedremo poi. Bene, ho risposto a Fabiana, dunque adesso andiamo avanti. Rispondiamo alla prossima amicizia. Nella, volevo sapere se Raffaele farà qualcosa verso di me. Raffaele 26 settembre del 70 e Nella 15 febbraio del 74. Allora Stella, ti ho già risposto alla domanda, dunque io poi passerò oltre, perché è la stessa domanda dell'altra volta, dunque torniamo a Nella, vediamo cosa farà Raffaele verso Nella, 26 settembre 70, 15 febbraio 74. Allora, consolante sorpresa e allegrezza al cuore, sai, sembrerebbe proprio che avrai la soddisfazione o la, la felicità, possiamo dire così, di essere corteggiata poi da lui. Dunque vediamo un pochettino cosa dicono però le carte della stesa. So che adesso non ci credi, che la cosa sembra ferma, però cambierà proprio. Guarda, inizialmente già vedi c'è la carta della costanza, dunque sicuramente o è tanto che aspetti che si crei questa intimità con questa persona, oppure già esisteva nel passato. Dunque potrebbe anche essere una presenza che già faceva parte della tua vita in qualche modo, però vedi, è come se ci fossero però delle situazioni che in casa proprio non andavano bene. Vedi, c'è la casa, la malinconia, l'ammalato, dunque qualcosa che forse non vi ha permesso di avvicinarvi, o magari lui, considerando la qualità della domanda, nel senso se lui fa qualcosa verso di te, potrebbe anche indicare che comunque nei tuoi confronti da sempre, cioè ti ha visto sempre come una donna piuttosto valida, interessante, però diciamo che magari non si lanciava, pur avendo un interesse, magari non si è mai lanciato in modo molto chiaro, vedi, sembrava titubante, però anche se ora questa situazione poco chiara o ferma, vedi che lui sembra bloccato un pochino, insicuro, cambierà o forse riceverà, anche se adesso è bloccato, riceverà una notizia che cambierà tutto e che lo spingerà ad agire, perché poi cambia, effettivamente la stesa cambia. Se adesso il presente non sembra esserci granché o la situazione è ferma in una specie di stallo, in realtà in futuro vedi che abbiamo delle carte che con un po' di pazienza, un po'
di buon giudizio, le cose cambiano perché abbiamo delle belle conferme. Allora, io non so, però questo Raffaele hai detto è del 74, dunque no, tu sei del 74, lui è del 70, dunque non è nemmeno grandissimo, perciò potrebbe anche voler dire o che da poco si sta separando, cioè da poco che è separato o si sta separando, dunque magari è una situazione che ancora non ha completamente sanato, non ha del tutto messo a posto, ci sono ancora degli aspetti che lo turbano. E magari è questo che si sta concludendo con sofferenza e che però farà cambiare le cose. Dunque c'è comunque un qualcosa che adesso non lo spinge moltissimo a prendere l'iniziativa, però sembra che timidamente un passo lo comincerà nel futuro. E guarda che l'evoluzione, se le Sibille non decidono di prendermi in giro questa sera, direi proprio che l'evoluzione sarà molto favorevole per te. Perché guarda che viene poi il pensiero, l'amore, l'Imeneo, sono tutte carte costruttive di un progetto che può essere ufficializzato. Dunque io penso proprio che con pazienza, calma, qualcosa cambierà molto positivamente nei tuoi confronti. Allora, guarda, c'è una giovane fanciulla, dunque può trattarsi magari di una figlia che lui ha, e che in ogni caso, per qualche ragione, non è che interferisce, però è presente, le Sibille la menzionano questa figura femminile. Se non è una figlia, è una donna più giovane di te, che potrebbe anche essere qualcuna con cui ha degli scambi. Però secondo me è probabile invece che si tratti comunque di una persona che già fa parte della sua vita, presumibilmente la figlia. Allora guarda poi, vedi che magari alcuni messaggi timidi e incerti si trasformano poi in una bella conferma per te. Guarda qua. Fortuna, dunque io penso proprio che si farà avanti, ma non subito, perché in questo frangente c'è una linea veramente impegnativa, è come se si dovesse chiudere qualcosa perché lui si metta un po' in moto. Allora, andiamo avanti, vediamo un pochettino la prossima domanda. Stella, giusto, avevo già spiegato che ti ho risposto proprio l'altro giorno. Allora, perché John, 12 ottobre 74, non mi vuole nella sua vita? Claudia, 11 giugno 72, vediamo un po' perché. Intanto saluto Ada che si è collegata adesso, cioè un poco fa, Jenny, Laura ed Eva che saluta anche te, Marietto. Grazie Eva. Allora, vediamo perché John, 12 ottobre 74, non vuole Claudia nella sua vita. Allora, il taglio non sembra dare un perché, anzi, sembra tutt'altro, sembra proprio invece parlare di corteggiamenti e di situazioni che all'improvviso possono portare messaggi, novità. Dunque, mi viene difficile dire un perché non. È possibile che se è questo un indizio, potrebbe essere che lui ha, come dire, visto che la carta dell'amore parla degli innamoramenti, degli incontri, quelli così improvvisi, magari lui potrebbe essere l'indicazione che non vuole un impegno, ma vuole viversi delle emozioni. Però, insomma, vediamo un po' cosa dicono proprio le Sibille con una stesa.
Allora, teniamo sempre a mente la domanda: perché John non mi vuole nella sua vita? Mh, allora, beh, la prima linea parla comunque di turbamenti, turbamenti emotivi oserei dire. Qualcosa lo ha, ehm, oserei dire travolto, come un evento non desiderato, non voluto da lui, qualcosa che, lo ha travolto o gli è arrivato addosso, anche una carta comunque di situazioni, per esempio per quanto riguarda l'esoterismo, sono sempre 2 le carte che parlano di lavori, qualcosa che sono anche forzature, diciamo così, astrali, e sono la carta della morte e la carta del vedovo. Dunque, qui compare subito come un qualcosa che comunque gli è arrivato, o un evento o un'interferenza di qualche tipo. Come vedi, malinconia, malato, sicuramente ha messo in discussione alcune cose, dunque probabilmente questo fattore, che può essere qualsiasi cosa che gli è arrivato addosso, non voluto da lui, lo ha abbattuto, no, lo ha messo in una condizione di, nostalgia, malinconia, sofferenza, isolamento, anche nel cercare di capire un po' cosa fare della sua vita. Stiamo parlando del passato, eh. Dunque potrebbe esserci stata qualche situazione un po' particolare. E lui come risposta, vedi che abbiamo qua la, leggerezza e stanza, come risposta si deve essere magari promesso di non soffrire più, no, e ha pensato: "Mi svolazzo di fiore in fiore in co", perché queste sono carte di amori usa e getta, parliamoci chiaro. Dunque è sicuramente una situazione che, si è posto come una serie di limiti, no, di schema, quindi evidentemente qualcosa lo ha portato a decidere questo. In ogni caso, nemico, dottore, sospiri, amatrice, questo, ci risponde del perché adesso, se prima comunque le sue intenzioni erano solo esclusivamente, di divertimento, sì, leggerezza senza impegno, attualmente nemico, dottore, sospiri, amatrice risponde a questo perché. Perché adesso no? Perché la carta del nemico indica quando ci si sente spiati, quando qualcuno ti sta addosso e studia tutte le tue mosse, lo si vive come un ostacolo, ma può anche indicare effettivamente la presenza di interferenze e ostacoli, di momenti di difficoltà. Però se noi dobbiamo rispondere del perché non vuole te, probabilmente perché sente questa pressione e sente probabilmente anche un tormento di cui lui vorrebbe, trovare una soluzione. Vedi che c'è il tormento di questa donna. Dunque lui ha capito che tu sei innamorata, però ti vorrebbe, come dire, sente che, non può essere lui ad aiutarti nei tuoi tormenti. Anzi, questa cosa, vedi, lo fa sentire che non va, che si vuole allontanare, capisci? Dunque, secondo me c'è un qualcosa che gli è rimasta ancora impresso come memoria, se lui vive questo come pensiero. Vediamo un po' nel futuro. Donna maritata, disgrazia amica. Dunque non considera nemmeno l'opzione amicizia per l'immediato futuro, la vede proprio come un qualcosa. Eppure Claudia, eppure, o questo vuol dire che non vuole tutte queste cose perché l'unica cosa che gli interessa è cogliere le occasioni che il destino, la vita gli porta per flirtare, divertirsi, nonostante lui compaia come un eventuale gran signore, dunque divertimenti di un certo livello, una cerchia di un certo tipo, cioè sicuramente gira in certi ambiti. Dunque o lui comunque vuole viversi una vita di occasioni,
vissute così, senza un costrutto, perché vedi che non ci sono mai carte costruttive, anzi la prima linea dice chiaramente che lui vuole quello e che adesso se non ti vuole perché probabilmente ritiene che c'è qualcosa che andrebbe aggiustato nel tuo modo di spiarlo e di tormentare. Lui ha questa impressione, va bene? Ora commento, ladro, costanza, bambino, fedeltà. Allora, sempre la domanda è perché non ti vuole nella sua vita? Perché probabilmente ha, come dire, beh, il ladro, abbiamo detto tante volte che quando compare il ladro c'è sempre quell'altra figura nel mezzo, dunque c'è già qualcosa, ma qualcosa che sembra essere di lungo corso, e la carta da Costanza indica, insieme alla vecchia signora e il sacerdote, sono le carte che parlano di tempi lunghi, no? Nel senso di cose durature, solide, dunque lui in qualche modo o avrai la pazienza di aspettare, perché la costanza significa anche quello, di saper pazientare, che possa nascere qualcosa in futuro, oppure in fondo lui, non, partendo dalla figura del ladro, probabilmente lui ha già queste cose e non vuole queste cose con te perché le ha già. Lui probabilmente per lui ci sono già dei punti di riferimento. E dunque dipende, sai, anche da quello che tu volevi da lui o vuoi da lui, rispetto a quello che lui vuole in generale. Allora, andiamo avanti, la prossima domanda. La prossima domanda è di Cristina per il lavoro, ma è molto troppo generica. Cosa vuoi sapere del lavoro? Lavori già? Non lavori? Stai cercando lavoro? Il lavoro, come faccio a risponderti, Cristina? Per favore, domande più precise. Dunque, passiamo a Rita. Buonasera Ilde, vorrei sapere se Carmine, 46 anni, e Maria, 40 anni, avranno una storia. Grazie mille. Allora, Rita, ho detto all'inizio, lo ripeto perché magari ci sono persone che si collegano dopo, dunque non sentono quali sono le richieste per le domande. Io chiedo non l'età, ma nome e data di nascita. La domanda, nome e data di nascita se sono più di una persona, però il nome e la data di nascita di tutti. Dunque, se la riscriverai formulata correttamente, no Stella, probabilmente ti sei assentata. Ho detto che ti ho già risposto recentemente alla domanda. Allora, ecco, Cristina ha riformulato la domanda. Scusi, ha ragione. Cristina, 24 aprile 65, lavoro futuro, grazie. Cioè, dunque, non vi fanno pagare per le parole che usate, potete usarne. Allora, lavoro futuro, grazie. Puoi formularla meglio, non so, il soggetto, il verbo, complemento, oggetto. Per favore, non capisco cosa vuoi sapere, lavoro futuro. Lavori già? Vuoi sapere come andrà il lavoro che hai già in futuro? Sei in cerca di un lavoro, se vedi, cioè, articolala un pochino meglio. Come faccio a risponderti così? Come faresti tu a rispondere se fossi al posto mio? Allora, dai Cristina, forza, scrivi che ti rispondo. Allora, Dora. Ecco, vedi, guarda Dora, vorrei sapere se riesco a cambiare lavoro. Bellissimo. 5 luglio 63. Allora, intanto, ecco, attualmente, brava Cristina, mua, ti sei meritata un bacio. Allora, prometto a Dora di risponderti subito dopo Cristina. Cristina finalmente ha scritto bene. Allora, lavoro come... allora, attualmente lavoro, come andrà in futuro? Cristina, 24 aprile 65. Oh, vediamo un po'.
Allora, sembra che questo lavoro sia soggetto a continui cambiamenti, o ti fan fare tantissime mansioni, vai qui, fai lì, fai questo, fai l'altro, e dunque sembra mm, comunque molto che come se i cambiamenti ovviamente dipendessero da altri. Vediamo un po'. Mm. Mm. Allora, abbiamo già un buon esito. Meno male, mi rilasso perché la stesa non era partita proprio al top, eh. Cioè, la stesa era partita bene all'inizio, con delle aspirazioni, delle aspettative, dei desideri, o delle idee, dei progetti che comunque sembrano aver trovato, questo stiamo parlando del passato, dunque qualcosa che in passato ha concretizzato alcuni tuoi sogni, desideri, aspettative, però guarda, cominciamo subito, tormenti forse legati o non so perché, potrebbe essere un partner oppure un collega di lavoro, qualcuno che sul lavoro ha cominciato, vedi, a creare delle circostanze avverse. Perché? I sospiri sono ritardi, sono situazioni tormentate che creano ansia, a volte anche a causa di qualcosa che abbiamo fatto volontariamente o involontariamente, però sembra proprio che il soggetto sia invece questa figura. Fai conto, Cristina, che potrebbe trattarsi di una persona 35-45 anni più o meno, che in questo famoso passato che le sibille vogliono raccontarci ha creato contrasti, gelosie, discussioni, liti, comunque c'è qualcosa che magari lui ti ha allontanato da un sogno che avevi e che stavi per realizzare. Allora, vediamo un po' cosa dicono invece al presente. Una persona, probabilmente una donna, che non è del posto, può venire da lontano, può essere straniera, può essere di un'altra regione, di un altro comune, comunque una donna, penso tu capirai, qualcosa, una situazione creata da questa figura ti ha portato e ti sta portando qualche preoccupazione, qualche dispiacere. Dunque, c'è un qualcosa comunque legato al lavoro e sicuramente una figura sul lavoro, ok? Dunque, o il rischio, qualche pericolo, qualche possibilità che ti porta preoccupazione. Allora, la nemica può essere sia una figura in carne e ossa, dunque ovviamente essendo nell'ambito del lavoro potrebbe trattarsi di una collega, di qualcosa del genere, oppure stiamo parlando di un evento, qualcosa di spiacevole, comunque porta sempre una carica di negatività come carta, vuol dire che c'è un qualcosa, magari devi fare attenzione o devi stare molto sul chi va là, perché c'è rischio di commettere qualche imprudenza, di essere precipitosi, impulsivi. Attenzione, va bene? Perché vedo che c'è qualcosa che al momento ti turba o hai saputo recentemente qualcosa che ti ha turbato. Dunque, diciamo che è possibile che tu abbia potuto parlare con qualcun altro. Dunque, mi descrive una situazione lavorativa non proprio serenissima, va bene? Però, attenzione, amante, nemico, vecchia signora, indicano che nonostante ci siano delle difficoltà, è possibile che o grazie ai consigli di una persona di fiducia, probabilmente qualcuno che sul lavoro ha più esperienza di te, eccetera, è possibile che tu scansi questo tema, questo pericolo che si vede più o meno, si intuisce nel presente. Può anche indicare, perché c'è comunque la figura di una proposta, di qualcosa che ti arriva, che questa proposta però merita di essere attenzionata, dunque c'è comunque un qualcosa che va valutato. Potrebbe anche indicare comunque che qualcuno è molto favorevole nei tuoi confronti, ma
qualcun altro ti sorveglia, ti tiene d'occhio. Io adesso, sai, tu sai in che ambiente sei, però in futuro c'è una situazione così, però attenzione, non viene ad arrecare danno, non ce la fa, la carta del nemico non è pericolosa come la nemica, dunque quello che in futuro dovrebbe andare meglio. Tra l'altro ti ripeto, come ho detto all'inizio, che l'esito è un po' più tranquillo. Allora, cosa succede dunque? Entra qualcuno, si inserisce qualcuno e questo qualcuno oppure addirittura c'è per te qualche situazione che a un certo punto una sorpresa, una novità ti sposta, ti spinge a cambiare, ad andare da un'altra parte, magari sei tu che mh, tramite un colloquio con delle persone ti guardi intorno e cerchi nuove direzioni, nuove alternative. Va bene? Dunque è possibile che magari ti venga anche proposto prima un cambiamento, un qualcosa, e che avrai necessità magari di consultarti con qualcuno per vedere se effettivamente è da fare o no, ma in ogni caso un qualcosina che ha a che fare con qualche spostamento che vedo qua. Questo però è in futuro, stiamo parlando dei prossimi mesi, non è una cosa immediata. Comunque l'ultima è una carta favorevole perché porta non solo la possibilità di confronto con gli altri, di dialogo, dunque riunioni, cose costruttive anche per te, per il lavoro. Dunque diciamo che è vero, ci sono delle difficoltà, ma non è tutto chiuso e non vedo delle situazioni che possano degenerare più di tanto, ma dei cambiamenti sì. Allora, e guarda come finisce. Allora, tu verrai probabilmente chiamata di persona, vedi che c'è una doppia carta d'incontro, ma sembra anche un incontro che ha a che fare con qualcosa che già, cioè è come una specie di ritorno, dunque o ti chiamano, ti convocano in un posto dove già eri, oppure in ogni caso c'è un posto dove già avevi lavorato, oppure c'è comunque un qualcosa di positivo per te, vedi, con soddisfazione, molta soddisfazione. Dunque, per quanto riguarda te, per il futuro, non dovrai preoccuparti, anche se i prossimi passaggi sono un po' complicati, ma non gravi, ho visto situazioni ben peggiori. Questo garantisce per te la soddisfazione piena, vedi? Non solo anche economica, ma starai bene, vedi? Bene, e questo mi fa piacere perché il lavoro non solo non nobilita l'uomo, ma fa magnà. Dunque, andiamo avanti. Dunque, intanto saluto Nunzia, Rita. Ok, brava, hai messo le date, brava Rita. Allora, però ho promesso ad Ora, vorrei sapere se riesco a cambiare lavoro. 5 luglio 63. Allora, Dora, vediamo se Dora cambia lavoro. Luglio 63. È possibile che arrivino novità, ma forse non si va molto lontano, almeno nel taglio. Però non abbiamo visto tutta la stesa. Allora, l'esito dice già di sì, ok? Dunque così non andiamo in ansia per quello che vediamo. Allora, dunque abbiamo una linea del passato comunque che ti vede attiva, ok? Cioè c'è il lavoro, ci sono delle situazioni che comunque ehm,
se sei sicuramente stata capace di cogliere, no? Perché è probabile che queste situazioni abbiano avuto a che fare con qualcuno non del posto, oppure hai lavorato per qualcun altro. Qua compare sia il domestico che la donna maritata. Dunque, non so, o hai lavorato per una coppia, per due titolari, c'è un qualcosa che ovviamente non so, però compaiono queste due figure. Ora, al presente, guarda, la situazione del presente non è facile, Dora. Probabilmente, probabilmente ci sono molte rivalità sul posto dove sei adesso. Io non so che lavoro tu stia facendo, dove sei, quello che, chi hai, se hai dei colleghi, se la situazione lavorativa è rassicurante. Non sembrerebbe così. Anzi, sembra che ci sia o il timore che possano sopraggiungere altre persone, oppure effettivamente discussioni con qualcuno che mette anche in giro dei pettegolezzi. C'è una situazione non bella, non bella. Non so se me la puoi confermare, ma al presente non è un granché. Però, attenzione, per fortuna, guarda, belvedere, riunione, speranza, sembra proprio che arrivi nel prossimo periodo la possibilità di anche di un qualche lavoro, magari per la stagione estiva, oppure nell'ambito di località turistiche, cioè vedi che indica comunque un tempo spensierato o una situazione di vacanza, di gita, di mare, di qualcosa di bello, vedi, che si apre nel prossimo periodo. Solo che magari alcuni progetti non andranno proprio come speri, o alcune cose che avevi pianificato incontreranno degli ostacoli e difficoltà. Potrebbe anche indicare che no, magari mentre tu cerchi altrove e possibilmente trovi anche altrove, magari la situazione possa degenerare lì dove sei in questo momento. Dunque ci sarà un momento in futuro dove, nonostante tu ti stia orientando altrove, ancora non sarai del tutto al di fuori di questa linea problematica. Dunque è possibile che qualche situazione che sta covando adesso si manifesterà poi più avanti, ok? E dunque preparati, perché qualcosina l'andrai ad affrontare in futuro, non nell'immediato, ma magari nei prossimi mesi. Però guarda, devo dirti che un colloquio di lavoro, se non è un esame, una verifica, una prova, dunque potrebbe anche essere proprio la prova di un colloquio, no? Ti potrà dare un esito favorevole. Guarda, che io vedo che è positivo, vedi che c'è una notizia, dunque prima il colloquio, poi probabilmente il famoso le faremo sapere, ma poi verrai ricontattata, vedi che c'è qualcosa di buono, di favorevole. Dunque, e in particolare, visto che chiedi se cambierai lavoro, io devo dirti che penso proprio di sì. Dunque, coraggio ora, perché effettivamente sei in un covo di lupi. Ok, allora carissimi, la diretta di mezz'ora è durata 44 minuti, io vi ringrazio tantissimo per essere stati con me, mi scuso se non ho risposto a tutti, mi scuso se ho saltato qualcuno perché probabilmente le domande non erano formulate bene oppure erano già state fatte di recente, dunque chiedo venia, sappiate che così è, come dire, il galateo di questo canale, permettere a tutti di avere la possibilità di una risposta, fermo restando che sono disponibile per consulti privati a pagamento, come ho detto 20 euro 45 minuti, dunque contattatemi se volete approfondire e avere un tempo tutto vostro di privacy e dove potrete farmi tutte le domande che rientrano nei 45 minuti. Per quello che
riguarda invece le persone a cui non sono riuscita a dare una risposta, vi ricordo l'appuntamento di mercoledì alle 21 sul canale YouTube del Marietto Veneziano e venerdì alle 21:30 sul mio canale YouTube nuovamente come questa sera. Bene, allora saluto dunque anche, si è collegata anche Tiziana, grazie per le tue belle parole, ti ringrazio tantissimo Tiziana, auguro a tutti un buon proseguimento di serata, un buon inizio settimana, allora a mercoledì 21 sul canale YouTube di Tiziana. Buonanotte.